Salve a tutti, qui è Dorvan Helgen, sono qui oggi per commentare una nuova partita venuta tra me, Edward Van Helgen, e G. Gensha, un mio amico di Steam. Ed ecco che ci troviamo sul campo di battaglia. Il mio esercito è un esercito composto da Ashikaru Goyari in prima linea, ovviamente usati da protezione per coprire le unità più importanti. I samurai con Naginata e i monaci guerrieri con Naginata ai lati per evitare eventuali attacchi della cavalleria. Subito dietro gli Ashikaru Goyari, i monaci guerrieri con arco e i fucilieri pesanti. Inoltre dietro essi abbiamo i samurai con katana, i samurai con nodaki e altri samurai con katana. Ovviamente queste truppe sono non molto veterane, ma di certo superano i livelli 2 e 3. Sono unità abbastanza fresche, non sono molto veterane. Inoltre abbiamo sul lato destro la mia cavalleria Goyari che cerca disperatamente di aggirare il nemico, però non avendo visto le 4 unità di cavalleria che sono nascoste nel bosco a breve usciranno, io mando tutta la mia cavalleria sul fianco destro per cercare di sorprendere la cavalleria con katana, che ovviamente è meno efficiente contro quella Goyari. E infatti ormai la mia cavalleria è andata, sta avvenendo lo scontro, però non avendo visto le 4 unità cerco di scappare, ma vengo coinvolto nello scontro, quindi cerco di rimanere a combattere per causare il maggior numero di vittime possibile. Infatti un'unità cerca anche di fuggire. Inoltre l'esercito del mio nemico è un esercito davvero molto potente. Infatti è composto da eroi con katana, monaci guerrieri con arco in prima linea. Intanto io cerco di assediare il generale, cerco di metterlo in difficoltà. Infatti le mie unità vengono distrutte, ma causo diverse vittime nel generale. Comunque stavamo dicendo, in prima linea ha dei monaci guerrieri con arco, dei razzi incendiari che causano davvero molti problemi. Infatti mi obbligano ad avanzare e non perdere diverse truppe. Samurai con naginata e samurai con moschetti a miccia nel lato destro, e nelle retrovie samurai con naginata e altre truppe, credo samurai con katana, nascoste tramite gli alberi. Ecco, intanto la sua cavalleria, uscita vincitrice dallo scontro, cerca di aggirarmi mentre avviene lo scontro, ovvero no, lo scontro è tramite frecce. Infatti mando gli Ashikaru Goyari in prima linea per evitare perdite nelle truppe più importanti, così infatti vengono bersagliate, alcune cercano di cedere, seguite dalle truppe più importanti, mentre la sua cavalleria cerca di aggirarmi dal lato sinistro. Un'ottima mossa, ma i miei monaci guerrieri con Naginata cercano di impedirglielo. Ecco, mentre mi bersaglia anche con le truppe da tiro, con le armi da fuoco. Le mie truppe subiscono numerose perdite, ma seguite dai samurai con katana, gli Ashikaru Goyari scappano via. Ed ecco qui la sua cavalleria che cerca di aggirarmi. Il generale lo mando via per evitare perdite. Infatti non mi ero accorto del generale in quella posizione, infatti cerco di farlo fuggire. Ed ecco che la sua cavalleria con katana si scontra con i monaci guerrieri con naginata. I monaci guerrieri con arco cercano di aiutare i miei monaci guerrieri con naginata, mentre gli altri monaci guerrieri con arco aiutano nello scontro i samurai con katana. Mando i samurai con naginata in aiuto al mio generale, infatti lo attiro proprio in questa trappola di lance per finirlo, ed ecco che si scontrano. Uno degli errori più gravi da commettere con la cavalleria. Però qui mi sfugge un particolare: vengo assediato dalla cavalleria con katana e quindi i miei monaci guerrieri con arco subiscono gravi perdite, ma non avendo truppe nelle vicinanze lo attacco con i samurai con nodaki. Intanto qui lo scontro è uno scontro pari, infatti le truppe combattono incessanti contro il nemico, anzi le mie truppe stanno per cedere, poiché il nemico è molto ma molto più numeroso rispetto alle mie unità. Tanto ancora altra cavalleria contro le mie unità di monaci guerrieri con arco, però ormai cerco di bersagliarlo con i fucilieri pesanti e attaccarlo da entrambi i lati con l'inaghinata.
lui commette un grave errore, avrebbe potuto bersagliare con i monaci guerrieri con arco, i miei samurai con katana e ovviamente tutti i samurai con naginata in aiuto ai suoi samurai con naginata che stanno combattendo, ovvero. Inoltre con i samurai con Notaki cerco di attaccarlo dal lato destro, mentre i monaci guerrieri con arco vengono spazzati via ed ecco, attivando l'abilità Banzai, che avviene lo scontro. Dopo aver fatto fuori la cavalleria, tutto il mio esercito ci si sposta in avanti per distruggere il nemico e infatti bersagliandolo anche con le frecce le sue truppe vengono demoralizzate tramite le frecce fischianti ed ecco ancora samurai con Notaki contro i samurai con Naginata, mentre i fucilieri pesanti bersagliano il nemico. E, dopo questo scontro le mie truppe subiscono davvero numerose perdite, infatti stanno appunto per cedere, ormai la battaglia era quasi perduta, però con i fucilieri pesanti cerco di distruggere il generale. Infatti il generale, il nucleo dell'esercito, sta per essere spazzato via a breve. Infatti nonostante i miei attacchi tramite le truppe di terra, se non avessi ucciso il generale le mie truppe sarebbero morte, infatti i fucilieri pesanti a breve lo faranno a pezzi, bersagliato anche dai miei monaci guerrieri con arco. Ecco il generale ormai pronto a scappare via, appena il generale muore e scappa via le unità fuggono incessanti sul campo di battaglia ed erranti per le terre circostanti. E così questa battaglia vinta tramite una astuzia a uccidere il generale nemico. Qui è tutto da Edward Van Helgen, ciao a tutti.